Buongiorno Verona Live, siamo in diretta per la nostra ultima intervista di oggi, sono le 13:22 e diamo il benvenuto alla dottoressa Federica Zanca, naturopata e scrittrice, ecco, insomma, adesso ne parleremo, benvenuta. Grazie Giorgia, grazie a voi di avermi invitata. Allora, dunque, Federica, naturopata, ecco, la naturopatia, che cos'è innanzitutto? Perché è una parola che magari si sente spesso nominare, però non tutti sanno di cosa si tratta. Allora, naturopata, io sono un naturopata psicosomatico, lavoro come operatrice del benessere, quindi per riportare equilibrio a 360 gradi, coordinando, diciamo, quella che è la parte psiche con la parte cuore nella persona. Il naturopata lavora con tecniche naturali, quindi con la medicina olistica, la medicina complementare, Certo. che non va assolutamente a sostituirsi alla medicina tradizionale, ma la va proprio a completare con percorsi di benessere, di riequilibrio e di sostegno alla persona in toto. Chiaro. Ecco, com'è che ti sei avvicinata alla naturopatia? Allora, è un sogno nel cassetto che ho da tanti anni. Io vengo dal mondo della scuola, ho lavorato come insegnante psicopedagogista e avevo questo sogno nel cassetto che poi a una certa età ho deciso di realizzare, quindi mi sono accostata allo studio appunto della naturopatia, ho fatto la scuola di rizza psicosomatica del dottor Morelli, conseguendo il diploma parauniversitario, avevo già una laurea magistrale. E questo mi ha consentito poi con i diversi master di specializzazione di lavorare proprio come operatrice del benessere. Ecco, e che soddisfazione ti dà insomma lavorare, insomma fare il lavoro dei tuoi sogni alla fine, perché è questo. Sì, io mi sono licenziata dal posto statale, dalla scuola, ho fatto questo salto e ne sono strafelice perché mi sento proprio portata per questo lavoro, anche se mi mancano i miei alunni, i miei ragazzi, Chiaro, certo. vero? L'ho sempre fatto con il cuore, però ecco, sento proprio che questo è ciò che veramente rispecchia la mia persona, il mio essere. Sono grandi soddisfazioni tutti i giorni perché le persone mi scrivono messaggi, mi ringraziano personalmente, dicono di stare bene e quindi si trovano bene nel fare questi percorsi di riequilibrio insieme a me. Ecco, ma tu oggi sei qui perché ci presenti un libro, il tuo ultimo libro, che si chiama Cristalli, oli essenziali e fiori di Bach. Ecco, spiegaci un attimo appunto di cosa si parla all'interno di questo libro, perché non è solo, appunto, il titolo potrebbe trarre anche un po' in inganno. Ecco, questa appunto è la mia ultima pubblicazione che parla appunto di Cristalli, oli essenziali e fiori di Bach, pubblicato con Argento Dorato Editore di Ferrara, che è la mia casa editrice e che ringrazio nella figura di Leonora Belletti che mi ha dato questa possibilità. Si parla dell'importanza dei cristalli. Io sono cristalloterapeuta proprio a scopo di riequilibrio in toto di corpo, mente e spirito. Si parla dell'importanza degli oli essenziali che io uso abbinati appunto ai cristalli e alle pietre, e si parla dei fiori di Bach, che sono questo rimedio naturale per riportare di equilibrio a livello emotivo, quindi per aiutare le persone che magari soffrono di stati d'ansia, Certo. di paure, che devono superare traumi, lutti o comunque separazioni, cose Certo, emotive sì. che hanno arrecato loro dolore. E riporto in questo libro anche le mie esperienze con le persone in trattamento che hanno trovato beneficio con queste tecniche olistiche di medicina naturale. Quindi è un libro sia per professionisti del settore, ma anche per tutti coloro che sono curiosi di sapere come funziona la medicina olistica, appunto in questo caso con cristalli, oli essenziali e fiori di Bach. Ecco, quindi anche una sorta di raccoglitore di testimonianze dei tuoi pazienti. Sì, dei miei pazienti olistici, perché paziente è un termine prettamente medico, però io li chiamo pazienti olistici che appunto si rivolgono a me per risolvere determinati disagi, ma possono riportate le mie esperienze con le persone. Ecco, tra l'altro questo non è il tuo primo libro, perché non sei nuova insomma al mondo della scrittura. No, ecco, grazie appunto ad Argento Dorato Editore, questa è la mia terza pubblicazione. La mia prima pubblicazione riguardava la terapia olistica cranio-sacrale, una terapia ancora poco conosciuta in Italia, che lavora anche questa per il riequilibrio energetico di corpo, mente e spirito. La mia seconda pubblicazione è particolare, intitolata Da cuore a cuore, ed è la mia autobiografia romanzata, dedicata a donne che hanno subito violenze nel corso della loro vita, ma che, contando sulla propria forza di volontà, sono riuscite a realizzarsi nel mondo del lavoro e degli affetti.
e quindi ringrazio anche i miei 2 figli che mi hanno sempre sostenuta in questo percorso di crescita. E questa è la mia terza pubblicazione. Sto lavorando al 4º libro, di cui mi hai dato tacere il titolo e l'argomento, ma che sarà pubblicato sempre da Argento Dorato Editore nell'estate del 2022. Beh, allora dai, ci siamo quasi, manca relativamente poco, non sveliamo niente, non sveliamo niente. Ecco, mi sento di, il mio primo libro sulla terapia cranio-sacrale l'ho dedicato al mio mentore, verso il quale io ho una grande venerazione, che è il naturopata Luigi Dragonetti, mio formatore. Ecco, quindi insomma diciamo che hai dedicato proprio a lui. Sì. Questo tra l'altro appunto è bello perché tu hai trasformato, hai fatto una scelta coraggiosa, quindi mollare tutto per insomma buttarti nel tuo sogno. Questa è una cosa veramente che fanno in pochi, tra l'altro. Infatti io credo, quando una persona crede veramente nel suo sogno, trova anche il coraggio di realizzarlo, perché è giusto realizzare i propri sogni. Se ci credi non può che andare bene. Questo è un bel esempio, insomma, è anche di ispirazione per tante persone, secondo me. Quindi complimenti Federica per quello che stai facendo. Grazie mille, grazie. Ecco, e io ti ringrazio per essere stata mia ospite qui oggi, e in bocca al lupo per tutto, per il tuo prossimo libro di cui sicuramente sentiremo parlare. È stato un onore per me, sono io a ringraziare voi, te Giorgia in particolare, e tutta la redazione di Teleradio Adige. Grazie mille. E allora anche noi vi salutiamo oggi con questa bella intervista, e vi diamo appuntamento allora lunedì prossimo con tante nuove interviste con altri personaggi, tanti altri temi di cui parlare. Grazie per averci seguito e un buon weekend. Grazie.